Deminago Antonio Caria, sono nato su 20 di Sant'Andrea del 1983 in Tattari e visto in Bundannago e da famata in tutta la Sardegna, poi dato sono Natale a 13 figure importanti del suo panorama poetico e letterario sardo, quale Francisco Caifone, Tio Giuseppe Raga e Tio Bagorio Drone, famoso poeta e improvvisatore che viene nato in Bundannago, però la vita sua l'ha fatta praticamente in Piave. Su sardo praticamente lo vedo da quando sono nato. La prima cosa che mi hanno imparato babbo e mamma è a fare su sardo. Infatti racconto uno particolare che quando viene in scuola, sia essa media, sia elementari, sia media, sia superiore, sono professori, sono maestri, mi riproveraiano che quando scrivono a termine sardo. Su sardo l'ho sempre fatto e l'ho sempre continuare a fare grazie alla lingua nostra nadia. Del lavoro fatto su bibliotecario in Bundannago, la biblioteca comunale. Purtroppo devo dire che chi non è previsto nel regolamento nostro di usare la lingua sarda. Stesso, con i suoi amici che con i suoi utenti con cui abbiamo un luogo di confidenza, utilizziamo la lingua sarda. Un fattore negativo è che questo episodio che sono la maggiore parte dell'utenza della biblioteca nostra, siamo costretti a fare l'italiano che questo episodio non utilizzano su sardo. Purtroppo è una lacuna che, ripeto, non è prevista dal regolamento nostro e quindi tanto dobbiamo usare la lingua italiana. Io ancora sono giovanetto, non abbiamo giocato, ho 30 anni, ho la fortuna di non essere né coadiuvato e di conseguenza né di figlio. La prima cosa che ho a fare è di dare a figlio mio, di imparare a figlio mio su sardo, che è la lingua nostra, è la lingua di tutti i sardi. In tutta la famiglia nostra, sia il nonno mio, sia il tio mio e gai, la prima cosa che hanno imparato a suo figlio è stato questo di imparare su sardo, di imparare la lingua. E tanto spero in futuro, quando apporre figlio, di fare, di imparare a isso su sardo e di insegnare pure a sos eventuali nipoti miei. Non l'ha gatto giusto, ma l'ha gatto un dovere imparare su sardo in sue scuole. E non solo come si vede in passato di fare solo un'ora a salita di sardo, ma secondo me deve essere una cosa deve essere più ora di sardo, perché questa cosa purtroppo non è prevista nemmeno dal regolamento scolastico, pure se questa scuola sono che sono fatte ricerca sopra la lingua sarda, da associazioni pure impegnate e comuni che sono collaborando con questa scuola per imprego e per imparare la lingua sarda. Però deve essere usare una critica che fatto queste istituzioni a imporre l'utilizzo della lingua sarda in questa scuola. Deve essere un regolamento che impone a tutti i licei, le scuole medie, le scuole elementari, che sono queste che danno la base sullo studio della lingua sarda. Deve essere un regolamento che imponga alla scuola di utilizzare il sardo. Non l'ha gatto giusto, ma l'ha gatto un dovere della istituzione dare alla scuola la possibilità di imparare il sardo.
sono d'accordo che la regione imponga e ponza da commenti orali sul fatto del suo concorso pubblico deve dare e di comprendere l'usato, che secondo me l'usato in queste istituzioni se lo sono trascurando meda, non lo sono valorizzando con nulla, tanto ed essere una lingua che si immentigenne e purtroppo so pisello non sono imparando a utilizzare l'usato. Queste istituzioni devono bonere, li danno usato pure in media comune, se sono fatte se sportello linguistico, se consenne, se traduzione, se tipo posso accennare un esempio sul comune mio, in questo anno è stato fatto il sportello linguistico che ponevano manifesto in lingua sarda, la traduzione in lingua sarda per dei documenti ufficiali, ma deve essere un obbligo della regione e delle altre consentesi a ponere il suo concorso pubblico sa regola di chi va a dare e di comprendere l'usato, non solo la lingua che è giusto che si dica, però bisogna che un usato da dare e comprendere la lingua sua.